Buonasera. Anche per questa puntata, Attuali Talk ospita uno spazio dedicato a Il Veneto, il periodico fondato nel 1888, edito dall'Associazione Identità Veneta e diretto dal giornalista e documentarista Matteo Venturini. La puntata di oggi è dedicata alla Costituzione italiana, alle sue caratteristiche, ai suoi punti di forza, ma anche alle sue debolezze. Ormai siete abituati a sentire in questo spazio fatti riguardanti il Veneto, molto spesso fatti storici che hanno caratterizzato la nostra regione. È per questo che mi piacerebbe analizzare la parte costituzionale della Repubblica di Venezia, che come ben sappiamo ha avuto una storia plurimillenaria e certamente un motivo ci sarà. Anche se non ha mai avuto una Costituzione scritta nel senso moderno del termine, la Repubblica di Venezia possedeva un sistema normativo solido e sorprendentemente flessibile, capace di adattarsi ai cambiamenti del tempo. Questo sistema non si fondava su leggi scolpite nella pietra, ma piuttosto su una profonda partecipazione civica e su un forte senso dello Stato, condiviso dalla cittadinanza. Per secoli il modello veneziano fu considerato un esempio brillante di buon governo. La sua struttura politica era efficiente e riusciva a garantire stabilità e ordine sociale. Un segno evidente di questo equilibrio fu il netto calo di tumulti e rivolte a partire dalla metà del Trecento, nonostante il potere fosse saldamente nelle mani dell'aristocrazia. Ma qual era il segreto di questo equilibrio duraturo? Quali elementi rendevano così efficace la macchina statale della Serenissima? I punti di forza del sistema veneziano si possono sintetizzare in alcune caratteristiche fondamentali. La collegialità delle cariche pubbliche. A Venezia le cariche non erano mai affidate a un solo individuo, al contrario, la tendenza era quella di assegnare lo stesso ruolo a più persone contemporaneamente, che restavano in carica per un periodo limitato e poi, per un certo tempo, non potevano essere rieletti. Un esempio? Quello che oggi potremmo chiamare il ministro del commercio era all'epoca rappresentato da un gruppo di 5 savi alla mercanzia. Ognuno di loro rimaneva in carica per 2 anni e poi doveva aspettare lo stesso periodo prima di poter tornare a ricoprire quella funzione. L'interconnessione tra le magistrature. Anche se ogni organo aveva una propria autonomia, a volte persino con proprie tasse, tribunali o prigioni, le loro funzioni non erano mai del tutto separate. Al contrario, spesso si sovrapponevano. Prendiamo ad esempio i provveditori al SAL. Oltre a controllare la produzione ed il commercio del sale, si occupavano anche di costruzioni e restauri degli edifici pubblici principali, un mix di competenza che rendeva il sistema più integrato e collaborativo. Il sistema di controllo reciproco. In una repubblica dove il potere era condiviso, nessuno era davvero intoccabile. Ogni carica, anche quella più alta, poteva essere oggetto di indagine. Il doge stesso, simbolo della Repubblica, poteva essere messo sotto accusa. In questo modo le varie magistrature si tenevano costantemente sotto controllo, evitando abusi e garantendo un certo equilibrio tra le parti. Magari fosse così anche oggi, no? Questa combinazione di rotazione continua degli incarichi, sovrapposizioni di funzioni e responsabilità collettiva è forse ciò che ha reso così solido e duraturo il sistema veneziano. Non un ingranaggio perfetto, ma una struttura dinamica e resistente, non resiliente. Come sempre io vi saluto, vi auguro buon Veneto regione ed un buon Veneto giornale, che presto a qualcuno arriverà anche in cartaceo, oltre ad una buona serata.
Buonasera e ben ritrovati ad Attuali Talk. Io sono Matteo Venturini e questa sera siamo in diretta su Caffè TV24 come di consueto ogni 2 martedì sera. Siamo raggiungibili attraverso il canale 85 per il Veneto orientale, il canale 88 per il Friuli Venezia Giulia, il 112 per la Lombardia. Per il resto del Veneto dovete andare sul canale 19 e schiacciare la freccia su, selezionare Caffè TV24 o sempre attraverso la televisione in maniera nazionale col 133 freccia su Regione Veneto Caffè TV24. Anche questa sera abbiamo un argomento differente e parleremo di Costituzione. Nello specifico il titolo della puntata è Equilibri costituzionali. Andiamo ai saluti dei nostri ospiti presenti in studio. Partiamo da Tito Borsa. Ciao Matteo e bentornati ai nostri telespettatori. Daniele Trabucco, docente universitario strutturato di diritto costituzionale. Buonasera Matteo, un saluto agli ospiti e ai telespettatori e grazie per l'invito. Elisabetta Baldi, avvocato ed esponente di Fratelli d'Italia. Buonasera Matteo e buonasera ai telespettatori e grazie per l'invito. E Fabio Casetto. Ciao Matteo e buonasera a tutti, ben ritrovati. Ecco, come sempre ad introdurre un pochino i nostri argomenti è il nostro Massimo Cecchini che appunto ha un contributo per noi anche oggi. A pensarci bene, anche questo è un modo per parlare di co-co-co, ma non facciamo confusione. L'acronimo stavolta non sta per collaborazione coordinata e continuativa, bensì per Costituzione, compromesso e consenso. Del resto, tutto comincia grazie a una parola chiave che fa parte delle nostre vite. Vale per la politica così come per l'amore. Si chiama compromesso e non se ne può fare a meno se non si vuole cadere in una asocialità dalle conseguenze imprevedibili. Perciò che la Costituzione italiana sia frutto di un compromesso lo racconta la storia e non solo quella politica fatta di emendamenti e modifiche fra partiti dell'epoca che portarono i 75 membri incaricati della stesura a impegnarsi dal febbraio al dicembre 1947. Del resto il primo compromesso appunto fu di tipo filosofico, come spiegò bene Giorgio Lapira, che lavorò con gli altri a una sintesi fra l'approccio individualista derivato da Rousseau e quello statalista mutuato da Hegel. Compromesso non è in sé una brutta parola e chi vive in famiglia potrebbe testimoniarlo. Il problema, oppure il segreto, è il modo più o meno elastico con cui si decide di applicare le regole. Così una stessa Costituzione può portare nel tempo persino esiti politici completamente diversi fra loro, come racconta la letteratura quando si trasforma in qualcosa che una volta avremmo chiamato distopia, ma che adesso potrebbe persino piacere a parecchi. Pensiamo al romanzo di Philip Roth, Il complotto contro l'America, così come a quello di Michel Houellebecq, Sottomissione. Nel primo caso la democratica America pre-seconda guerra mondiale si fascistizza con relativa facilità, nel segno di un leader carismatico. E nel secondo caso, addirittura, la Francia del 2022 sceglie di adottare una versione ammorbidita della Sharia islamica nel consenso generalizzato. Perché il punto è proprio questo: il dettato costituzionale può essere interpretato, o ancor di più modernizzato, quando si ritiene che una maggioranza più o meno qualificata lo desideri. Se poi tutto questo a volte sembra stravolgere le norme fondamentali a cui le costituzioni dei singoli paesi si sono ispirate, ebbene, pazienza. D'altronde, per tanti politici il primo compromesso a cui devono andare incontro è quello con la loro coscienza, ma in questo campo generalmente le autoassoluzioni sono assai facili da ottenere. Grazie a Massimo Cecchini per il contributo. Partiamo già con gli argomenti, visto che sono molto ricchi. Questa sera è un argomento, è una tematica molto delicata quanto interessante. Quindi parliamo della Costituzione italiana che stabilisce dei limiti al potere in diversi modi, ad esempio limitando la libertà personale, consentendo limitazioni di sovranità e stabilendo dei poteri sostitutivi del governo. Fatta questa premessa, a vostro giudizio la Costituzione è davvero in grado di limitare il potere? Io partirei da Daniele Trabucco.
Sì, grazie Matteo. Allora, vedi, se fossimo nell'ambito di una lezione universitaria, noi dovremmo iniziare dicendo che la Costituzione italiana, ma più in generale le Costituzioni, che non dimentichiamolo sono un prodotto della modernità, sono contestuali alla nascita dello Stato moderno, nascono proprio per limitare il potere. Il compito della Costituzione è quello di limitare il potere, cioè fare in modo che il potere non diventi autoritario, non diventi tirannico. Le Costituzioni, cioè, nascono in contrapposizione allo Stato assoluto, cioè lo Stato dove non c'è separazione dei poteri e le funzioni fondamentali sono, diciamo così, collocate all'interno di un unico organo che è la corona. L'illuminismo, poi lo sviluppo del pensiero filosofico, politico, giuridico, Rousseau è stato citato prima, hanno in qualche modo sviluppato l'idea che ci portiamo anche noi oggi, no? Cioè che la Costituzione serve proprio a evitare la tirannia, la brutalità del potere e garantire un equilibrio. Però io credo che questa sia un'impostazione assolutamente mitologica della Costituzione. E mi rendo conto che l'affermazione è un'affermazione molto forte. Perché? Perché non ci domandiamo mai abbastanza qual è il fondamento della Costituzione. Cioè, cos'è che rende una Costituzione tale? Cos'è che rende una legge fondamentale legge fondamentale? Il problema è che, siccome la Costituzione, avevo detto prima, nasce con lo Stato moderno, e lo Stato moderno è uno Stato sovrano, la parola sovranità deriva dal latino plenitudo potestatis, cioè vuol dire che lo Stato non ammette alcunché al di sopra di sé, non ammette Dio, lo Stato moderno è il frutto della secolarizzazione, ma non ammette nemmeno il riconoscimento di un ordine naturale che sia in grado di orientare il potere. E quindi lo Stato diventa lui la fonte, essendo lui la fonte del diritto, diventa anche la fonte di ciò che è bene, di ciò che è male, di ciò che è giusto, di ciò che è ingiusto. Prima è stato citato Hegel, il grande esponente dell'idealismo tedesco. Ecco, per Hegel legalità e legittimità coincidono, sono la stessa cosa. Ma se questo è vero, davanti a una legge brutale, pensiamo alle leggi razziali ad esempio, noi dobbiamo dire che erano delle leggi buone, che erano delle leggi positive? Erano delle leggi valide però, erano delle leggi poste dal potere, legalmente, secondo l'iter previsto, prescritto, secondo il sistema di produzione normativa. Però se io dico a qualcuno che quelle leggi razziali o leggi che hanno perseguitato le minoranze nell'Unione Sovietica, pensiamo alla persecuzione dei cattolici nella Russia sovietica o tutte le altre realtà, tutte le altre minoranze sparse nel mondo, in nome della legge noi non possiamo dire che questa è una cosa buona, perché degrada la persona, degrada la sua dignità. Eppure tutto questo è avvenuto sotto il regime di una Costituzione. Qualcuno potrebbe dire sì, ma quelle erano costituzioni autoritarie, quelle erano costituzioni totalitarie. Ma attenzione però, sia la Costituzione democratica sia le Costituzioni totalitarie sempre sul potere trovano il loro fondamento. Potere che può essere qualificato in maniera diversa, certamente, ma sempre nel potere trovano il fondamento, perché la Costituzione dello Stato non può riconoscere alcunché sopra di sé, altrimenti lo Stato non sarebbe più sovrano. È vero che lo Stato può accettare limitazioni di sovranità e lo ha fatto, ad esempio, a favore delle organizzazioni internazionali, a favore dell'Unione Europea, con tutte le problematiche che questo comporta, ma lo Stato non riconosce nulla sopra di sé. Superiorem non reconnoscens, insegnavano gli antichi, cioè non c'è nulla di superiore allo Stato. E quindi questo cosa vuol dire? Che il fondamento della Costituzione si deve trovare all'interno dello Stato stesso. E dove si trova? Si trova nel potere che rende effettiva e che modula quella Costituzione. E nel momento in cui il potere la modula, la rende effettiva a seconda del mutamento, del cambiamento, della contingenza storica, politica, culturale, sociale, economica, noi assistiamo, è stato detto molto bene nella scheda iniziale, nella scheda introduttiva, tutta una serie di interpretazioni che sono le più disparate.
Ma allora la provocazione che faccio io, la faccio almeno ai miei studenti del primo anno, è: ma la Costituzione allora assicura dei valori o è sostanzialmente indifferente rispetto ai valori che lei stessa proclama? Io credo che oggi il fine del costituzionalismo sia l'indifferentismo, perché il compromesso è vero che è una scelta politica, ed è vero che la nostra Costituzione è il risultato di un compromesso storico-politico ben preciso che si è sviluppato tra il 1946 e il 1947, cioè durante i lavori dell'Assemblea Costituente, che poi ha approvato il testo della Costituzione entrato in vigore il 1 gennaio del 1942. Però quel compromesso, non essendo guidato da un criterio orientatore al di fuori dello Stato, si gioca all'interno della dialettica dello Stato, della dialettica del potere, e quindi questo consente un'interpretazione sempre più evolutiva, diremo oggi un'interpretazione creatrice, da parte delle stesse disposizioni costituzionali. Faccio un esempio. Prendiamo l'articolo 29 della Costituzione, il primo comma. La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. Se io dovessi chiedere a un mio studente a cosa si riferisce il primo comma dell'articolo 29 della Costituzione, la prima risposta che mi viene data è la famiglia naturale, uomo-donna aperti alla vita. Coniunctio maris et femine, direbbe il giurista romano Modestino del III secolo d.C. Ma attenzione, questo poteva essere vero nel 48, negli anni 50, negli anni 60, ma già negli anni 70 del secolo scorso questo inizia a essere messo in discussione. E oggi, davanti all'affermazione delle nuove ideologie, pensiamo al gender, pensiamo ai diritti LGBTQ, W, eccetera, siamo così sicuri che l'aggettivo naturale sia inteso come lo intendevano i costituenti? Se io facessi un'affermazione del genere in un convegno tra colleghi, mi accuserebbero di una interpretazione originalista della Costituzione, cioè sto dando un'interpretazione storico-letterale. Il problema è che, siccome è la società la regola della Costituzione e non più la Costituzione regola per la società, anche l'aggettivo in questione, quindi anche i disposti costituzionali, assumono oggi un significato che va via via evolvendosi. Sull'articolo 29, la famiglia è la cellula della società, lo diceva già Aristotele nell'Etica Nicomachea e nella politica. Già oggi quell'aggettivo naturale potrebbe essere inteso, ed è stato inteso dalla dottrina maggioritaria, come generale tendenza all'aggregazione. Quando la Costituzione, la Corte Costituzionale, nella sentenza 138 del 2010, che di fatto sdogana le unioni civili, poi sarebbe arrivata la legge Cirinnà, la legge 76 del 2016, dice che l'articolo 29 ha un nucleo essenziale ma si apre ad altri significati. Cosa ci sta dicendo? Ci sta dicendo che il significato delle disposizioni costituzionali muta, cambia. Allora io uso sempre questa espressione, no, con i miei studenti. La Costituzione è anfibia. La Costituzione ha una dimensione anfibologica. Pensiamo a una rana, la rana è un anfibio. Se io tengo in mano una rana, faccio fatica, la rana mi sfugge, salta da una parte all'altra. E così è anche per la Costituzione, cioè la Costituzione, che non espressione dello Stato moderno, che non riconosce nulla sopra di sé, deve trovare il suo fondamento nel potere e quindi segue le dinamiche del potere e segue le ideologie che nel tempo si susseguono e di cui il potere si fa enzima, si fa interprete. E allora io oggi sono arrivato alla conclusione, mi rendo conto che è una posizione assolutamente minoritaria anche nello stesso panorama accademico, ma oggi la Costituzione, ma non solo la Costituzione italiana, la Grundgesetz tedesca del 49, la Costituzione della Quinta Repubblica francese del 1958, la Costituzione del Regno di Spagna del 78, qualunque Costituzione, anche chi non ha una Costituzione scritta perché ha un sistema di common law come può essere la Gran Bretagna, favorisce una cosa sola, l'indifferentismo. Cioè, dovendo garantire il compromesso, dovendo bilanciare, come fa la Corte Costituzionale, che interpreta le disposizioni costituzionali,
valori tra loro contrapposti, interessi tra loro contrapposti, in realtà non prende parte né per l'uno né per l'altro. E quindi che cosa fa? Favorisce l'indifferentismo. E quindi favorisce il dilagare di quella ideologia di cui il potere, qualunque potere politico che si nutre del consenso perché la politica moderna è la politica machiavellica, è la politica del consenso, in qualche modo adotta tutta una legislazione, poi tutta un'interpretazione che va nella direzione di dover garantire A e di dover garantire B. Ma in realtà non garantisce né A né B. La sentenza 27 del 75 della Corte Costituzionale che anticipa la 194 del 78, la legge 194 del 78 sull'aborto, sull'interruzione volontaria della gravidanza, la anticipa. Quindi quella legge in realtà è stata anticipata da qualche anno prima dalla Corte Costituzionale. Che cosa fa? Garantisce il diritto alla vita dell'embrione, ma nello stesso tempo deve garantire il diritto all'integrità psicofisica della madre, che può interrompere volontariamente la gravidanza entro un termine perentorio, salvo situazioni eccezionali. Non sta tutelando né A né B. Quindi, garantendo l'indifferentismo e quindi favorendo il relativismo, le Costituzioni moderne, fondate sul potere che le rende effettive e che le modula nel tempo, sono avaloriali, sono indifferenti, favoriscono il relativismo, ma attenzione, perché il relativismo è il mezzo per il fine. Qual è il fine? Il fine è il nichilismo. Oggi il destino del diritto e del diritto costituzionale è il nichilismo. E Nietzsche, questo grande pensatore che muore proprio all'inizio del secolo scorso, all'inizio del 1900, diceva nella Gaia Scienza, attenzione, il nichilismo non è la morte di Dio, è anche la morte di Dio, ma nulla rimane nelle mani dell'uomo. Oggi noi stiamo mettendo in discussione il genere. Oggi noi stiamo mettendo in discussione l'idea stessa di uomo. Stiamo superando l'idea stessa di uomo. Dal transumano stiamo arrivando al postumano. Non è un caso che nella letteratura giuridica si cominci a parlare di intelligenza artificiale, si comincia a parlare di ibridazione uomo-macchina. Ecco, allora dobbiamo porci questa domanda, perché il rischio è l'indifferentismo. Quindi sì, il compromesso è un valore. Io sono d'accordo con la persona che ha parlato molto bene nella scheda. Però attenzione che il destino di quel compromesso non è un destino di certezza, non è un destino di verità, ma è un destino nichilista. E io personalmente, da giurista, io non sono un positivista, cioè non sono legato solo alla norma scritta. Attenzione, non sto dicendo che la Costituzione scritta non serva, ma che debba essere in qualche modo orientata, deve essere orientata da un ordine naturale. Ok, andiamo avanti con... grazie per l'introduzione, magari cerchiamo di stringere un pochino, altrimenti gli altri poi non possono parlare. Chiedo scusa. Elisabetta Baldi. Sì, la spiegazione e comunque quello che ha detto il professore io lo condivido, e difatti nell'argomento avevo anch'io pensato e avevo riflettuto sull'esempio pratico, ovvero dei diritti che vengono pretesi o comunque dai diritti delle persone LGBT, LGBTQ. E quindi sì, la Costituzione secondo me si adatta a un'evoluzione sociale, no? Quindi c'è la necessità comunque di diciamo, adattarsi alla società, diciamo, alle esigenze che si vengono a manifestare nel corso della storia. Certamente è anche fonte di interpretazione la Costituzione, perché le norme devono essere sempre interpretate rispetto a quello che succede nel caso pratico per quanto riguarda il diritto in generale, nella storia per quanto attiene alla Costituzione, che è qualcosa di più elevato, di più diciamo, che regolamenta i principi fondamentali del nostro ordinamento. C'è una differenza che io avevo colto anche per quanto riguarda il limite, cioè
il limite della sovranità, che in realtà secondo me oggi si sente in maniera molto forte proprio se io penso alla diciamo all'Unione Europea, all'adesione all'Unione Europea, che regolamenta in maniera molto più intensiva rispetto alle origini ogni percorso di formazione legislativa in determinate materie, soprattutto in determinate materie. Quindi questo da una parte c'è che la Costituzione si autolimita la sovranità dello Stato e il diritto di autodeterminazione di un popolo, da una parte. E dall'altra credo anche in realtà che la nostra Costituzione sancisca delle limitazioni dei poteri, che è il potere legislativo, giudiziario ed esecutivo, che però dipende sempre da chi governa, da chi legifera e da chi amministra la giustizia, perché oggi in molte situazioni questi poteri iniziano a confliggere l'uno con l'altro o a esorbitare dai propri limiti, che sono e che dovrebbero essere garantiti dalla Costituzione. A me il potere della magistratura oggi è un esempio di potere che sta, diciamo, tendendo a limitare l'azione del governo. Oggi, se io penso al caso dell'accordo bilaterale con l'Albania e quindi la posizione nei confronti dei flussi migratori, la magistratura è intervenuta in maniera importante su decisioni dell'esecutivo, limitando fortemente le scelte di governo, che è stato comunque attraverso, ovvio che il governo non è eletto direttamente dal popolo, però insomma dal governo scelto dal popolo, ma per fortuna esistono anche degli organi di tutela, che può essere la Corte Costituzionale per quanto riguarda l'interpretazione delle norme costituzionali, e anche la Corte di Cassazione, che in certi momenti, in certe fasi, vanno a comunque ridimensionare questo potere che viene, o limitazione che viene superata da chi amministra la giustizia in questo caso. Fabio Casetto. Sì, io mi limito soltanto, mi scuserà il professore, sì, chi mi ha preceduto, perché comunque mi occupo di tutt'altro nella vita, quindi mi piace seguire tutto quello che è l'attualità politica, eccetera, però le conoscenze di un professore ovviamente sono dovuta premessa. Ecco. Io concordo anch'io sul fatto che la separazione dei tre poteri, giudiziario, esecutivo e legislativo, possano in qualche maniera essere una garanzia di stabilità, va bene. Dall'altra parte, sul discorso che menzionava prima Elisabetta dell'intervento nel caso dell'Albania, poi lì si può aprire un contenzioso, sì, dipende da che parte ci si pone sì, uno, sì, perché se viene ritenuta una decisione, stando vaghi, una decisione non congrua o non, diciamo, che porti dei vantaggi, insomma, è chiaro che magari la magistratura possa intervenire ponendo, diciamo, dei limiti o dei stop, ma a prescindere di chi governa potrebbe anche ribaltarsi il caso secondo chi governa, non è una questione attualmente per il governo cosa. Tornando al discorso, io credo che la Costituzione, dal mio punto di vista, sia strutturata in modo di limitare l'abuso di potere, gli abusi di potere, come fu pensata ormai 80 anni fa. Credo che la situazione da cui venivamo, una situazione comunque post-bellica, una situazione comunque dove c'era un regime, dove comunque ci sono stati degli abusi di potere, credo che i padri costituenti abbiano pensato a quello, e fondamentalmente la Costituzione si basa su porre dei limiti all'abuso di potere. Quindi io sì, non vorrei dilungarmi tanto, perché mi interessa poi sentire come va avanti il dibattito, avendo anche un professore qui presente. Sì. Mi limiterò
insomma, No, grazie, hai fatto un'ottima riflessione. quello che... Tu giustamente dicevi, no, hai detto una cosa importante all'inizio, no? Intanto grazie perché hai fatto un'ottima riflessione. Non mi occupo di queste cose, volevo aggiungere per fortuna. Per fortuna, davvero per fortuna. mi occupo di altro che non so... No, capisco, poi ogni attività ha le sue problematiche. Ecco, giusto per i nostri telespettatori, se non avete più visto Tito Borsa è perché ha avuto un contrattempo ed ha dovuto scappare purtroppo, ma noi andiamo avanti lo stesso perché la nostra trasmissione è ricca di argomenti, quindi ne abbiamo già un altro che è appunto la Costituzione è un documento che valorizza il pluralismo e le minoranze, che si impegna a contrastare le disuguaglianze, che rappresenta tutte le parti dell'accordo e soprattutto è nata dal dialogo e da un accordo tra le diverse forze politiche. Si può dunque definire la nostra Costituzione di compromesso e partiamo con Elisabetta. Sicuramente è stata elaborata da forze politiche di diversa visione ovviamente, quindi è sicuramente stato il frutto di un compromesso e di un percorso di confronto per cercare di equilibrare da una parte quelle che erano le forze conservatrici da quelle che erano le forze progressiste dell'epoca. Che intervengono appunto per formulare la Costituzione a garanzia, cioè dopo un percorso appunto del ventennio, diciamo, fascista, no? Quindi sicuramente è frutto di un compromesso, ci sono e sono riconosciute delle garanzie fondamentali e quindi diritti inviolabili che comunque tutelano sia i diritti ma anche tutelano le minoranze, adesso mi viene in mente le minoranze etniche, le minoranze culturali e quindi cercano di equilibrare quelle forze. Anche linguistiche? E anche linguistiche, esatto. Quindi la forza cioè tutelano quella che sono le tradizioni dell'Italia con anche quelle che erano le spinte progressiste e dopo ovviamente è una Costituzione che, come diceva il professore, fonda dei principi che sono universali e che sono riconosciuti da tutti, che però poi si adattano a quello che è il percorso storico. Daniele? Condivido, è stata un'ottima riflessione, aggiungo due osservazioni brevissime. La prima, certamente è una Costituzione di compromesso perché si confrontano, soprattutto durante i lavori dell'Assemblea Costituente, cioè quell'organo eccezionale che è stato eletto poi contestualmente al referendum monarchia-repubblica e che ha svolto anche in quel periodo le funzioni di Parlamento, non dimentichiamocelo, si sono scontrate tre grandi anime: l'anima cattolica, l'anima comunista e socialista e l'anima liberale. Queste sono le tre grandi, sto semplificando molto, le tre grandi famiglie che hanno approvato la Costituzione. E quindi che in qualche modo si sono fatte delle concessioni reciproche. Pensiamo ad esempio a tutto il dibattito interessantissimo sull'inserimento nel testo fondamentale italiano in vigore dei patti del Laterano, contenuti nel secondo comma dell'articolo 7. I patti del Laterano erano stati siglati tra la Santa Sede e il Regno d'Italia l'11 febbraio del 29, quindi sono un prodotto del regime autoritario fascista. L'inserimento in Costituzione è stato oggetto di tensioni. Il Partito Comunista, Togliatti, che all'epoca si dimostrava a favore, leader del Partito Comunista, ma in cambio di altre concessioni nel testo fondamentale. Quindi certamente è stato un compromesso. Il problema è che però questo compromesso ha portato a introdurre nella Costituzione delle ideologie. E le ideologie, per definizione, arrivano poi a un punto di non ritorno, perché l'ideologia è totalitaria in sé. L'ideologia è diversa dal pensiero, perché il pensiero è sempre aperto alla costruzione positiva,
ha sempre davanti comunque il bene comune, anche se parte da angolazioni diverse. L'ideologia no. L'ideologia è autoreferenziale. Giuseppe Capograssi, che è stato un grande filosofo del diritto, un grande giurista, era stato anche eletto giudice della Corte Costituzionale, morirà prima di poter sedere al Palazzo della Consulta, dirà la Costituzione è un'antologia di luoghi comuni, per intendere proprio questo incontro-scontro di ideologie che sono problematiche, perché l'ideologia porta dei valori e noi oggi consideriamo i valori positivi, ma noi dovremmo non più ragionare per valori, ma ragionare per principi. I valori sono anfibi, i valori cambiano. Carl Schmitt ce lo insegnava nella sua opera La dittatura dei valori. I valori cambiano a seconda della contingenza del momento, il principio invece è ciò che resta. Noi non abbiamo bisogno di una costituzione di valori, ma di una costituzione di principi. Questo però richiede un approccio giusfilosofico, classico, realistico, che purtroppo le costituzioni moderne, ma non è un problema solo della Costituzione italiana, hanno abbandonato. La Costituzione di Venezia, che non era una Costituzione scritta, era ispirata a quei principi. E proprio perché era ispirata a quei principi ha vissuto secoli. E attenzione, questo è significativo, Costituzione di Venezia che, non dimentichiamocelo, in qualche modo ha influenzato la prima grande Costituzione moderna, che è quella degli Stati Uniti d'America del 1787, entro certi limiti. Quindi sì il compromesso, sì il pluralismo, però rimane sempre un pluralismo ideologico, un pluralismo che deve sempre trovare il punto di equilibrio, che però non soddisfa né A né B. Il principio invece è una scelta netta, è una scelta chiara, precisa. Per me il compromesso, e quindi l'ideologia compromissoria, è problematica, perché, come dicevo prima, mi riallaccio a quello che dicevo prima, rende la Costituzione problematica, la rende sfuggente. Quando oggi noi sentiamo alcuni costituzionalisti, autorevolissimi peraltro, che ci dicono che la Costituzione garantisce il nucleo essenziale, ma nello stesso tempo bisogna favorire la sua funzione dinamizzante. Cosa vuol dire? Aveva ragione Zagrebeschi, è stato padre della scuola torinese, giudice della Corte Costituzionale. La Costituzione, proprio perché compromissoria, proprio perché ideologica, diventa un terreno, come un campo da calcio di materiali da costruire. Le disposizioni costituzionali non sono ancorate a principi, ma essendo ancorate a valori che cambiano nel tempo, principi e valori sono due concetti diversi da un punto di vista soprattutto filosofico, porta il legislatore prima e la Corte Costituzionale dopo a sì interpretare, ma quella interpretazione diventa creativa, diventa costruzione del disposto costituzionale e quindi alla fine fai dire al disposto tutto quello che vuoi. Cioè tu oggi alla Costituzione puoi fargli dire, sia pure entro certi limiti, tutto quello che si vuole. Siamo così sicuri che la Costituzione sia immodificabile anche nei principi fondamentali? Siamo così sicuri che non si possa tornare alla monarchia? Uno direbbe, ma come no? L'articolo 139, che è l'ultimo articolo della Costituzione, poi seguono le disposizioni transitorie finali, ci dice la forma repubblicana non è oggetto di revisione costituzionale. Poi ne parleremo, Davide, tra l'altro, perché stiamo andando molto oltre. Mi fermo. Mi bruci le domande successive. Mi fermo. No, passiamo la parola a Fabio, manca lui. Ma io credo che comunque sia stato un compromesso nobile la Costituzione, comunque si basa sui principi della democrazia, comunque credo che, come diceva prima chi mi ha preceduto, anche Elisabetta ma anche il professore, è l'unione di più anime, c'era l'anima appunto comunista, socialista, liberale, quindi per carità è da perfezionare, certo, però si basa su un compromesso storico, che non c'entra con quello degli anni 70 per carità, ma comunque su un compromesso secondo me che non è da sottovalutare, secondo me anzi andrebbe difeso, non stravolto, ok? E credo che proprio i compromessi siano la forza. In generale io sono per i compromessi, sono sempre stato anche nella mia, diciamo così, passione attività politica, ho sempre cercato il compromesso, perché credo comunque nella somma, non nella sottrazione, nell'unione più che nell'esclusione, nell'inclusione più che nell'esclusione, ma questa è una mia forma mentis, quindi
sì, per me è positivo, per rispondere alla domanda di Matteo, prima ti ringrazio, è positivo insomma l'aspetto del compromesso. Bene, andiamo a un altro argomento. La Costituzione italiana ha due principi limiti, uno espresso, cioè il divieto di ritornare alla monarchia, appunto quello che stava anticipando Daniele, e uno tacito costituito dai principi supremi dell'ordinamento. Prendendo in considerazione in modo particolare quest'ultimo, sono limiti resistenti o si possono in un certo modo raggirare? E ripartirei da Daniele. Allora, tutto giusto, e quindi Matteo fosse venuto a fare l'esame di costituzionale avrebbe risposto correttamente alla domanda. È vero, la Costituzione ha due limiti, uno espresso, cioè indicato nella Costituzione all'articolo 139, che è l'ultimo articolo che chiude il testo, non si può tornare alla monarchia, e i principi supremi, che è un limite implicito perché non è contenuto nella Costituzione ma è stato ricavato dalla Corte Costituzionale. Tutto vero, tutto giusto. Ma siamo così sicuri che siano limiti resistenti? Ecco, io personalmente, insomma, l'avete capito, io non ho il mito della Costituzione. Io da giusnaturalista ritengo che ci sia un ordine naturale accessibile alla ragione che dovrebbe orientare il potere e la lettura dei disposti costituzionali. Secondo me non sono dei limiti insuperabili, si possono superare tranquillamente. Innanzitutto i principi supremi. A me pare una categoria mitologica quella dei principi supremi. Tutti invocano i principi supremi, però non si sa mai in cosa consistono questi principi supremi. L'essenza della democrazia, va benissimo. A parte che qua si dovrebbe discutere se la democrazia è un valore, un principio o un metodo. E qual è il legame tra democrazia e verità? Questo aprirebbe uno scenario, insomma, ne possiamo parlare in un'altra puntata. Sì, i principi supremi, l'essenza della democrazia, i diritti fondamentali, tutto giusto. Però ci sono certi principi supremi che non vengono mai citati, mai presi in considerazione. Prima, ricordami il nome, Elisabetta giustamente parlava dell'Unione Europea, insomma anche in maniera con qualche perplessità nel percorso di integrazione europea. Io vorrei chiedere che fine ha fatto il principio supremo di sovranità popolare quando abbiamo limitato la nostra sovranità, che è diventata cessione, a favore dell'Unione Europea. Quel principio supremo è stato completamente dimenticato. Cosa ne abbiamo fatto di quel principio? Boh, non si sa. Quindi anche lì, insomma, principi supremi che forse vengono applicati a seconda della convenienza del momento. Quando però c'è da cedere sovranità, perdere sovranità, allora lì certi principi non vengono mai citati. Poi, quello della forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale. Poniamo che una legge costituzionale di pari livello della Costituzione dovesse introdurre, faccio un esempio di scuola, la forma monarchica, la stessa legge sarebbe dichiarata incostituzionale dalla Corte per violazione del 139. Ma cosa vieta invece a una legge di revisione costituzionale non di introdurre la monarchia, ma di abrogare l'articolo 139 e di dire l'articolo 139 è abrogato. Io non sto introducendo la monarchia. Io con una legge di pari livello della Costituzione, cioè che ha la stessa natura giuridica e la stessa forza della Costituzione, tolgo di mezzo l'ostacolo, alzo la barriera del passaggio a livello. Non sto introducendo la monarchia. Terminato il limite, ho la maggioranza, ho i numeri, approvo una riforma costituzionale dove introduco una forma di governo monarchico costituzionale. Tant'è che esistevano dei partiti monarchici fino a qualche tempo fa. A me pare che veramente, ma quali limiti? Alla fine, la Costituzione, essendo in balia del potere, il potere ne fa quello che vuole. Poi voi mi direte, certo c'è un controllo da parte dell'opinione pubblica, c'è un ritorno in termini di consenso elettorale, giustissimo, vero, sicuramente, però sul piano del ragionamento giuridico, se tu hai i numeri, se tu hai paradossalmente la forza per imporli, tu puoi fare quello che vuoi. Cioè, insomma, come vedete, io sono molto molto critico, perché noi oggi abbiamo ce l'avevo anch'io quando studiavo, poi mi sono convertito in progress. Oggi parlando con un amico o collega che è venuto a trovarmi, con un grande maestro della filosofia del diritto, mi dice mi ha detto scherzando, sei un giusnaturalista convertito, ed è vero.
perché io ritengo che la Costituzione scritta sia importante, le Costituzioni siano importanti, ma abbiamo bisogno di un criterio ordinatore che le precede. Un criterio dimostrabile razionalmente, non sto invocando né Dio né altro, un criterio di ragione. Esiste un ordine naturale che se lo nego cado nell'indifferentismo, insomma cado in una serie di aporie. E quindi sì, i limiti ci sono, ma sono dei limiti positivistici, dei limiti costruiti dal sistema geometrico legale. Non so se ci rendiamo conto, ma noi con la modernità, e in maniera graduale e progressiva, abbiamo sostituito il concetto di giustizia con quello di validità. La Corte non ci dice se una legge è giusta o ingiusta. È giusta o no la legge che ha imposto le vaccinazioni obbligatorie? È giusta o no la legge che ha previsto per chi non si vaccinava o non ottemperava all'obbligo del possesso della certificazione verde Covid-19 la sospensione momentanea temporanea del lavoro e l'esclusione della retribuzione e da qualunque altro emolumento? È giusta o non è giusta? La Corte non ci dice se è giusto, poi ha rigettato le questioni poi si può anche discutere sul modo con cui erano state formulate, ha detto semplicemente che rispetto a quei parametri la questione non è fondata, non ha parlato di giustizia, ha ragionato in termini di validità, ma erano valide anche le leggi razziali. Sfido qualcuno a dire che le leggi razziali erano delle leggi giuste. Ovviamente non lo erano, sono stati un abominio, come sono stati un abominio i campi di sterminio. Ma erano legali, cioè il problema è che erano legali, cioè purtroppo noi continuiamo a ragionare con le categorie hegeliane. Le categorie hegeliane sono deleterie perché legittimità e legalità coincidono, ma un atto valido può essere ingiusto in sé. Ma noi il concetto di giustizia e di ingiustizia ce lo siamo dimenticati, cioè la Costituzione non è la fonte del diritto e non è neanche la prima fonte del diritto. La prima fonte del diritto è la giustizia classicamente intesa, dare a ciascuno il suo secondo la dignità della persona umana. Questa è la vera giustizia. Quindi la Costituzione trova nella giustizia il suo fondamento e solo se nella giustizia trova il suo fondamento diventa anche fonte del diritto. Altrimenti legittimità e legalità nella maniera hegeliana coincidono, ma tuttora coincidono. Noi oggi pensiamo sui grandi temi etici. Io vi ho citato prima il tema dell'aborto, adesso per esempio va di moda che le regioni vanno per conto loro a approvare delle norme sul suicidio assistito, sia pure alle condizioni previste dalla Corte Costituzionale. È giusto? Non è giusto? Il concetto di dignità è un concetto soggettivo o è un concetto oggettivo? Con queste categorie non ragioniamo più, si ragiona in termini di bilanciamento, si ragiona in termini di validità, si ragiona in termini di fino a che punto un interesse può essere garantito e fino a che punto può essere garantito un altro interesse. L'aiuto al suicidio assistito rimane nel codice penale, continua a essere un reato, però non è punibile a certe condizioni. Quindi vengono messi dei paletti. Domani, in nome della funzione dinamizzante dell'ordinamento, quei paletti li sposto in avanti. E quindi posso far dire al testo tutto quello che voglio. La funzione dinamizzante diventa funzione creativa. Beh, Esatto. io condivido, sono lezioni di diritto costituzionale comunque. E Abbiamo la gran fortuna questa sera è di una avere... grande fortuna e Sì. anche con grande interesse ascolto perché in molte cose che dice mi ritrovo, sia perché vivo la legge in un altro ambito che è quello appunto legale, però mi ci ritrovo, ma anche dal punto di vista politico il principio della democrazia, il principio democratico, che è uno dei principi supremi della nostra Costituzione, anche quello per tanti anni è stato messo da parte, no? Il fatto l'esistenza di governi tecnici che hanno sostituito la volontà, la sovranità popolare è stato, secondo me, uno dei drammi. Allora, quindi da una parte abbiamo la cessione della sovranità verso organi superiori come l'Unione Europea, come l'adesione a accordi internazionali, e quindi cedi la sovranità e il cittadino si trova governato da chi non elegge direttamente, no? Non ha il potere di scegliere. E dall'altra
e dall'altra abbiamo governi tecnici che si sostituiscono ai governi che dovrebbero essere scelti elettivamente dal popolo. Quindi è vero che la Costituzione ha uno scheletro abbastanza rigido, ma che in base a chi governa, in base a chi amministra, in base a chi esercita il potere viene elaborato a seconda dell'interesse del potere che ha in quel momento, che può essere un interesse di potere dal punto di vista economico, dal punto di vista sociale, dal punto di vista politico in generale. Quindi sicuramente i principi supremi della Costituzione sono sempre quelli a cui noi facciamo riferimento, però effettivamente non sono così diciamo blindanti e quindi che garantiscano tutta la normativa costituzionale. Fabio? Ma anch'io ho ascoltato con molto interesse l'intervento del professore, in cui su molte cose sto riflettendo. Rifletterò, mi sbobbinerò la puntata dopo e andrò a riflettere, perché su alcune cose dico già mi posso trovare concorde, magari riapprofondendo tutto il discorso di legalità, legittimità della legge. Quello è molto interessante come passaggio, perché in effetti mi ha fatto proprio riflettere sul periodo soprattutto del ventennio, no, delle leggi razziali, quanto oggi vengono dette leggi illecite, leggi illegittime, però ragionandoci, cercando di svestirmi magari dell'ideologia politica, perché poi purtroppo per fortuna tutti noi abbiamo comunque anche un credo politico, un'ideologia, ma sarebbe veramente falso non ammetterlo, e quindi cercando di svestirsi di quello, in effetti la legge c'era, era stata in maniera magari dubbia, però esisteva, e quindi non è che si può dire la legge non era legittima, c'era, okay? Poi non serve neanche che discutiamo sul fatto che erano leggi tremende, erano leggi insomma che non serve neanche da riparlarne 80 anni, 100 anni dopo. Premesso questo, non lo so sinceramente se i limiti di cui parlava Matteo nella domanda e poi il professore nella risposta sono limiti che si possono cambiare, se si possono in qualche maniera modificare, non lo so, non conosco gli strumenti sinceramente per secondo me c'è il modo di qualche maniera di raggirarli, non lo so, chiedo io al professore se c'è il modo di girarci intorno, di trovare anche qui un compromesso. Si parlava prima di compromesso nella domanda di prima, non lo so, credo che sia comunque compito della Corte Costituzionale a questo punto. Non lo so se esistono altri strumenti, sono io che da una domanda che mi è posta provo a fare un'altra per avere più elementi. Dicevo, approfittiamo, ne abbiamo il professore. Sì, no, ne approfitto veramente. Cioè. No, ma io sto parlando tra amici veramente così, con qualche riflessione. Poi mi rendo conto che le mie posizioni, anche nell'ambiente accademico, come potete capire, sono assolutamente minoritarie, nel senso che l'ambiente universitario è un ambiente fortemente positivista. Io non sono un positivista e quindi è ovvio che per me tutto ciò che è scritto senza un ordine che lo orienti, un principio ordinatore, è problematico. Quindi si possono aggirare, secondo me il problema non è sulla possibilità o meno, secondo me si può farlo, se c'è la volontà politica di farlo ovviamente. Il problema è che questi limiti non sono in grado di porre un freno, porre un limite, perché potenzialmente, lasciamo stare, se io domani mattina fossi il Presidente del Consiglio dei Ministri e dicessi, adesso presento un disegno di legge di revisione costituzionale, introduco la forma non monarchica, abrogo l'articolo 139, quindi lo tolgo di mezzo l'ostacolo e poi introduco la monarchia, è ovvio che verrebbe fuori un problema a livello di opinione pubblica. Oggi, domani, dopodomani, fra 10 anni, fra 15 anni, fra 20 anni? Voi negli anni 50, negli anni 60 pensavate a una legge sulle unioni civili, a una legge sulla non punibilità, un intervento della Corte sulla non punibilità del suicidio assistito a certe condizioni. Anche adesso la Corte ha messo dei paletti, non esiste un diritto a morire oggi, ma domani? A riprova, ma perché questo è possibile? Perché
non è più la Costituzione che orienta la società, è la società, lo dice bene il grande professor Castellano, filosofo del diritto dell'Università di Udine, grande maestro, che mi onora peraltro della sua amicizia, e oggi è così, ma cioè, la società, essendo regola per la Costituzione, è lei che costruisce il significato dei disposti costituzionali. Quindi oggi ci sono dei limiti, ma domani? Negli anni 50 pubblicizzare un preservativo era problematico, era un reato. Oggi, se dicessi una cosa del genere, mi riderebbero in faccia. Ma perché? Perché la società è norma per la Costituzione e a maggior ragione poi di tutte le fonti primario o secondario che stanno sotto il testo fondamentale. Cioè, io credo, ma questo è un percorso che ho fatto anch'io di studio e non ho finito perché in realtà non so nulla e mi rendo conto che c'è sempre da imparare dal confronto con gli altri, dalla lettura, dallo studio personale, non solo. Noi viviamo in una grande bolla che è quella di far coincidere la legge con la legge scritta. Nei sistemi di civil law, cioè nei sistemi dell'Europa occidentale, scusate, dell'Europa continentale, la legge è la legge scritta, lasciamo stare i sistemi di common law inglese dove c'è la fonte, la sentenza, eccetera. Ma noi facciamo coincidere la legge con la legge scritta. Ma se la legge, il fondamento della legge è il potere che la pone, il potere può attribuire, può dare alla legge qualunque tipo di significato. La legge però è l'espressione della volontà generale. Ma chi ci dice che la volontà generale non può... Le leggi razziali sono state approvate dal Senato di nome e Reggia e dalla Camera e sono state sanzionate all'epoca del Re d'Italia, che era Vittorio Emanuele III, ed erano state regolarmente pubblicate nella Gazzetta Ufficiale del Regno. Cioè, con questo cosa voglio dire? Che noi oggi facendo coincidere la legge con la legge scritta o la legge come direbbe Rousseau, espressione della volontà generale, non ci preoccupiamo poi del contenuto reale della legge. Qual è il rapporto tra legge e verità? Noi non ce lo poniamo. Se io andassi in Parlamento, andassi davanti a un giudice di qualunque grado e facessi un ragionamento, ma ti guarderebbero con due occhi fuori dalle orbite. Eppure il problema della verità, la verità con la V maiuscola, è il problema ultimo dell'uomo e ogni azione dell'uomo ha a che fare con la verità. E la verità è: cos'è che nella vita, visto che tutto passa, tutto è in divenire, a volte è angoscia, cos'è quel qualcosa che resta? Quel qualcosa che ha la caratteristica della incontrovertibilità, a cui noi aspiriamo. Perché aspiriamo a quella incontrovertibilità, a quella eternità, perché siamo finiti, eppure abbiamo il desiderio, il senso dell'infinito. Abbiamo questo problema, però non ci poniamo il problema del rapporto tra la legge e la verità. Non ce lo poniamo. Forse se lo pone l'arte, se lo pone la filosofia, se lo pone la poesia, la letteratura. Abbiamo bisogno di porci questo problema. Quando Platone nel Minosse scrive un dialogo della maturità di Platone, allievo di Socrate, filosofo ateniese, dice: la legge è scoperta dell'essere. Non dice la legge è la norma scritta. Non dice la legge è la Costituzione, non dice la legge è l'espressione della volontà generale, dice la legge è euresis, scoperta, da euresi deve eurisco, scoperta, sofferta, perché poi si può far fatica ad arrivare alla verità. La domanda di Pilato, quid est veritas, che cos'è la verità? È una domanda che noi abbiamo anche noi prepotentemente attuale, alla quale dobbiamo dare una risposta, ma la ricerca della verità è la ricerca del senso ultimo delle cose. Ecco, volevo porre questo problema. Ecco, forse Fabio voleva dire una cosa. Un tema su cui invece dovremmo, secondo me, riflettere è quello che è la società, ha detto prima che sta rincorrendo, ma come si può anche in qualche maniera evitare che ritornino delle leggi razziali? Cioè, se sono state validate all'epoca e domani mattina si sveglia qualcuno al governo, a prescindere dal governo, di fare un'altra legge, tipo quella razziale, o una nuova legge razziale, pur sapendo che, ok, è legittima, però non è condivisibile, non possiamo neanche pensare di condividerla, come si può evitare di arrivare a ciò? Oppure una società ormai è alla deriva per vari motivi, come si può in qualche maniera, o se si può in qualche maniera, porre un'attenzione, un freno a questo magari
abuso della società che influisce sul modo di pensare di modificare la Costituzione. Perché se la società che detta, se la società che in qualche maniera manifesta dei bisogni, manifesta degli orientamenti, o comunque ma anche i reati certo. sono tali per riprovevolezza sociale, no? Cioè, nel senso, No. una condotta illecita è tale, o comunque qualificata come reato, perché la società dice che non è giusto fare una certa cosa, piuttosto che... quindi cosa interviene? E la domanda allora è, ma fino a che punto la società tiene? Facciamo un esempio. Per me è una Veloce, cosa... 1 minuto e mezzo perché poi dobbiamo andare in pausa. Faccio un esempio. Pensiamo a una cosa, secondo me, ripugnante, che si chiama pedofilia. Pedofilia è uno schifo, sotto ogni punto di vista. Ripugnante. C'è qualcuno che continua, che sostiene, beh, sì, ripugnante, però potrebbe essere anche vista in una prospettiva diversa, una tendenza sessuale verso... Questi sono discorsi che forse non fanno parte della maggioranza dell'opinione pubblica, ma emergono. In Germania, non nell'Africa subsahariana, in Germania è stato uno dei paesi fondatori delle comunità europee, la Repubblica Federale Tedesca. Nella letteratura giuridica si discute ad esempio sulla compatibilità rispetto alla Grundgesetz, alla legge fondamentale, della poligamia. Voglio dire, come si fa a porre un freno? Poi eventualmente ne parliamo dopo la pubblicità. Dobbiamo cambiare impostazione, cioè qui non serve a niente fare le riforme costituzionali se operiamo dentro lo stesso campo di calcio inquinato, pieno di zolle. No, noi abbiamo bisogno di cambiare il paradigma antropologico e filosofico. Questo però richiede non una rivoluzione, perché la rivoluzione l'abbiamo già avuta e ci ha portato a questo. Abbiamo bisogno di una controrivoluzione. Basta, mi taccio. Bene, allora approfittiamo di questa pausa per rilassarci un attimo e poi riprendere l'argomento. Una pausa pubblicitaria, non cambiate canale, restate con noi. Rieccoci in diretta e riprendiamo il discorso dove l'abbiamo lasciato con un'altra domanda. Il percorso che trasformerà la nostra Repubblica parlamentare in Repubblica presidenziale fa parte di un lungo percorso che è iniziato poco meno di un anno fa attraverso un disegno di legge ed è argomento di grande discussione negli ultimi anni. Nella proposta sarà necessario effettuare delle modifiche costituzionali molto importanti. Cosa succederà secondo voi? E partiamo da Elisabetta. Sicuramente la riforma che mira a una forma di governo presidenziale, secondo me, intanto andrà a incidere molto sull'elettorato, perché il fatto di poter votare direttamente il Presidente della Repubblica, che diventa anche capo del governo, avvicinerà gli elettori direttamente a quello che è l'esecutivo, no? E andrà anche a, in un certo qual senso, limitare e redistribuire in maniera più equa, a mio parere, il potere legislativo da quello esecutivo, con due ruoli diversi che, si integreranno ma con delle funzioni specifiche. Ma l'obiettivo principale di questa riforma è la stabilità del governo, è riuscire a diventare un governo, ad ottenere rispetto, come già adesso in questo ovviamente è un pensiero politico personale, però il fatto comunque di avere un governo stabile, una maggioranza parlamentare che sostiene un esecutivo che lavora e che legifera, e un Parlamento che legifera e lavora e che riescono a mantenere anche, a ottenere una stima e anche una solidità a livello internazionale, perché oggi effettivamente il governo italiano finalmente ha il potere di interloquire con l'Europa e l'Europa ascolta anche le direttive e le indicazioni del governo italiano su molteplici aspetti, cosa che prima non poteva essere possibile. Quindi
la stabilità di governo è una cosa importante sia per la credibilità del governo e dell'Italia, sia anche di una io penso solo agli investitori esteri. Quando hai un governo stabile si è più propensi ad investire nei territori nazionali. Quindi io credo che sarà un percorso sicuramente difficile, sicuramente lungo, ma che garantirà all'Italia in futuro di avere una stabilità a livello governativo importante. Fabio? Allora, rispetto però, non riesco a condividere tutto della posizione tua, Elisabetta. Partiamo comunque da punti anche politici differenti. Io ho il timore che questa riforma, credo anzi che questa riforma nasca da un punto di vista verticistico del potere. Credo anche che concentrare tutto sulle mani di una persona sola, togliendo il potere al Parlamento in qualche maniera, o alle regioni, o comunque ai contrappesi democratici, possa essere deleterio a mio modo di vedere. Quindi parto anch'io da un punto di vista personale, o comunque di orientamento politico, o comunque per diciamo così, un'idea che abbiamo già visto sia in Italia ma anche in altri paesi: un uomo solo al governo cosa potrebbe creare se non opportunamente controllato o opportunamente armonizzato. Quindi secondo me non è la formula che oggi abbiamo bisogno in Italia, ma questo ribadisco come punto di vista. In Francia c'è. Sì, in Francia, certo, di altri in Francia, governi, di altri stati. assolutamente, in Francia, abbiamo visto anche in altri paesi, per carità, però per come abbiamo avuto i nostri passati noi, per come siamo strutturati noi in Italia, per la rappresentanza che abbiamo sempre avuto negli ultimi 80 anni, e per come, diciamo, partono le istanze del territorio per arrivare poi al governo, io credo che la formula che abbiamo attualmente non sia da modificare. Poi vedremo. Ha dimostrato comunque delle forti debolezze in termini di Certo. efficienza, di velocità, di azione, cioè è una macchina pesante, pesantissima, sul fatto quella di snellire attuale. penso siamo d'accordo tutti, assolutamente. Nessuno mette in dubbio, nessuno vuole criticare il modo di snellire, anzi uno snellimento da qualche parte si dovrà pensare. Ci ha pensato qualcuno, ci ha pensato anche Renzi, per dire magari in una maniera che possiamo anche sorvolare, su cui possiamo anche sorvolare, però il fatto di accentrare in Italia, ok, tutto il potere nei mani del Premier, del cosiddetto Premier, È il potere probabilmente esecutivo però nelle mani del Premier, quello che dovrebbe avere oggi il governo, che invece è certo. fortemente limitato dalla fiducia Certo, a livello però parlamentare. il Cioè, il fatto di poter scegliere liberamente i ministri, il governo, l'esecutivo, e che questo svolga effettivamente il ruolo che dovrebbe svolgere è fondamentale. però oggi riesce a farlo perché sì, ha la maggioranza, però una maggioranza solida in però Parlamento. potrebbe decadere il ruolo del Parlamento in qualche maniera. No, perché il Parlamento comunque andrebbe, semmai io rivedrei quello del Senato, perché due camere che diciamo devono legiferare sulle medesime cose e che rallentano. Quello è lo snellimento di cui parlavo. Ma guardate, secondo me, magari mi sbaglio, poi mi dirà un pensiero Daniele, ma l'attuale Presidente della Repubblica è una sorta di re d'Italia molto depotenziato, quindi anzi più o meno in un certo modo si possono anche assomigliare come poteri, quindi noi probabilmente quando è stata pensata la Repubblica in Italia si è preso un po' spunto da quello che c'era prima, modificandolo leggermente, ma un'evoluzione in un certo modo, come diceva Fabio, ma secondo me in generale bisogna che possa avvenire in un modo o nell'altro. Questo potrebbe essere una siamo tutti soluzione, favorevoli sul fatto che comunque però volevo sentire migliorare, cosa ne pensa il buon Daniele. Allora, intanto ringrazio gli amici che hanno dato degli spunti interessantissimi. Parto da una premessa. È tutto vero che una riforma può garantire stabilità e efficienza, questo è vero, aiuta, sì. Però è anche vero che la stabilità e l'efficienza, prima che nelle riforme, risiedono nelle virtù degli uomini che gestiscono la cosa pubblica.
Quindi prima bisogna ragionare sulle virtù e poi sulle riforme. Quello sì. Diceva Edmund Burke, che era un pensatore inglese chiamato il Cicerone d'Oltremanica, che guardava i fatti in Francia durante la Rivoluzione francese. Anche lì si era partiti con intenti buoni di riforma, trasformare la monarchia assoluta francese in monarchia costituzionale, e siamo arrivati al giacobinismo, al terrore e alla ghigliottina. Quindi pensare di cambiare un paese solo con le riforme costituzionali, con le riforme in generale, con leggi e decreti, si corre il rischio, diceva Burke, di non andare sempre, non è sempre questo vero, ma insomma, nella direzione voluta dal legislatore. Personalmente io sono per un sistema presidenziale sul modello americano, perché il modello presidenziale non toglie centralità al Parlamento, ma crea due strutture tra loro indipendenti che giocano tra di loro la partita politica con un sistema di checks and balances, cioè con un sistema di pesi e contrappesi. Dobbiamo togliere, secondo me, una grande anomalia che noi abbiamo in Italia. Parlo di un'anomalia da un punto di vista ovviamente costituzionale, che è l'organo della Presidenza della Repubblica. Perché noi siamo abituati a considerare il Presidente della Repubblica come il potere neutro, colui che è al di fuori del circuito del potere politico e che deve garantire l'equilibrio tra le forze in campo. Ma questa è una favola, però, che va bene per i manuali di diritto costituzionale. Ma qualcuno ha sostenuto, un certo Giuliano Amato, che il Presidente della Repubblica è un organo costituzionale a fisarmonica. Cos'è la fisarmonica? È uno strumento ad aria. Più io allargo la fisarmonica, più la fisarmonica si riempie d'aria, e quindi con maggioranze parlamentari fragili e deboli, o anche non dello stesso orientamento del Presidente, il ruolo del Presidente è un ruolo attivo. Non dico che sia un ruolo politico, dico che però è un ruolo di intervento che a volte con il confine politico, il confine con la politica è molto sottile. Io vorrei ricordare che Giorgio Napolitano ha istituito una commissione di saggi che doveva indicare al Parlamento quali riforme dovevano portare avanti. È vero che il ruolo di questa commissione era di tipo consultivo, però, nonostante la difesa di tanti costituzionalisti, io sul punto ho qualche perplessità. E nel momento in cui tu hai delle maggioranze invece forti, la fisarmonica si ristringe, esce l'aria. Durante la Prima Repubblica, con una democrazia cristiana al 50% più 1, i presidenti della Repubblica potevano fare ben poco. Quando nella voce dell'Enciclopedia del Diritto, Presidenza della Repubblica, trovi un grande giurista, era un positivista, il professor Paladin la chiamava, definiva la Presidenza della Repubblica un organo enigmatico. È un organo enigmatico, proprio per questa funzione a fisarmonica, che a volte corre il rischio, non dico sempre, ma corre il rischio di andare a confliggere con l'indirizzo politico. Soprattutto la presidenza Napolitano è stata molto forte da questo punto di vista. Le due presidenze Napolitano. Poi sulla rieleggibilità potremo discutere. Una è un sesto, diciamo, dai. È durato poco il secondo mandato. Sì. Sulla riforma costituzionale in corso, che è una riforma che riguarda il premierato, cioè prevede l'elezione a suffragio universale diretto per 5 anni del Presidente del Consiglio. Io avrei usato di più, perché non toglie la Presidenza della Repubblica, mantiene le due Camere, quindi anche il Senato, la Camera di raffreddamento, come veniva chiamata. È vero che la legittimazione diretta dà una forza maggiore sul piano politico, ma bisogna vedere se questa forza maggiore sul piano politico si concretizza anche sul piano giuridico, perché il potere di nomina, e adesso si aggiunge anche di revoca dei ministri, resta sempre al Presidente della Repubblica. Il Presidente del Consiglio può fare una proposta. Non cambia la struttura collegiale del governo, il Presidente del Consiglio rimane ancora un primus inter pares, certo dotato di una legittimazione politica forte perché è eletto direttamente dal corpo elettorale, però è una riforma che avrebbe dovuto prevedere dei correttivi. Che cosa succede se c'è un Parlamento
con maggioranza centrodestra e un presidente di sinistra. Se c'è una dissociazione delle maggioranze, cosa succede? La riforma costituzionale non lo prevede. Affida alla legge ordinaria il compito di risolvere questo problema. Alla legge ordinaria, ma sei tu, legge costituzionale, che devi dare le regole del gioco. Io credo che su quella riforma del premierato si sarebbe dovuto fare, si sarebbe potuto fare molto di più. Io mi aspettavo, insomma, vista anche la vocazione, la storia del partito di maggioranza relativa, una maggiore vocazione presidenzialista. Capisco che poi all'interno, cioè è facile parlare da giurista, capisco che poi le dinamiche politiche non sono sempre facili, devi trovare un punto di compromesso. Oggi questa parola che torna, avrei voluto osare di più e soprattutto avrei voluto differenziare le due Camere, perché quello è un problema molto forte e tu potevi differenziarli in tanti modi, creare una Camera territoriale, creare una Camera delle competenze, come diceva il famoso Istituto di Studi Corporativi. Io ho avuto l'onore di conoscere il fondatore di questo istituto, che è stato il professor Gaetano Rasi, e parlava proprio di Camera delle competenze. Attenzione, non vorrei essere frainteso, non una Camera neocorporativa, una Camera delle competenze, delle professionalità. Poi si dovrebbe discutere sul quantum di rappresentanza, chi bisogna rappresentare, apriremo una questione e non finisce più. È un capitolo enorme, sì. Però avrei voluto osare di più. Però non pensiamo che le riforme siano il veicolo dell'efficienza e della stabilità. Possono aiutare, certamente, però prima, secondo me, ci vuole una virtù, bisogna instillare la virtù. E la virtù è agire con saggezza, agire con prudenza, agire non con la logica del consenso. Mi rendo conto che è molto difficile. Quasi utopico, forse vogliamo dire. Ma io fondamentalmente tante volte sono fuori dal mondo, mi rendo conto, ma con la logica della regalità, la politica come arte della regalità, secondo la tradizione degli antichi. Abbiamo il nostro ultimo argomento, molto discusso e siamo freschi, l'autonomia regionale. Quindi partiamo dal concetto che è un principio della Costituzione italiana che riconosce, questo è quello che è oggi, alle regioni poteri e funzioni proprie. Questa autonomia a livello costituzionale, però c'è anche un altro discorso che non sembra andare molto d'accordo con quella che oggi è, se ne parla molto appunto, l'autonomia differenziata, che è, diciamo, in modo particolare a vederci, a vedere la nostra emittente, ci sono veneti e lombardi, quindi sono direttamente interessati. Perché? E partiamo da sempre Daniele. Allora Matteo, tutto giusto quello che tu dici. L'autonomia differenziata, cioè la possibilità per le 15 regioni ordinarie di ottenere forme e condizioni particolari di autonomia, è prevista dalla Costituzione, dall'articolo 116 terzo comma, e quindi le operazioni che hanno fatto le regioni sono assolutamente in linea con il disposto costituzionale. Il problema è un altro, secondo me, e cioè il mezzo è congruo rispetto al fine? Semplifico. L'articolo 116, questa possibilità da parte delle regioni ordinarie come la Lombardia, il Veneto e non solo, anche l'Emilia Romagna, sia pure con forme diverse, con modalità diverse, consente di essere veramente autonomi? No. L'autonomia differenziata non porterà all'autonomia. Perché? C'è un vizio nel modo con cui è stata formulata la Costituzione. Quindi il mezzo, lo strumento è legittimo, ma non è congruo. Perché noi oggi dell'autonomia abbiamo una visione quantitativa, finanziaria. Guarda il dibattito. Le 23 materie, le 22 materie, le 20 materie, le 16 materie, le 15 materie, io voglio gli schei. Questa è una concezione quantitativa, finanziaria dell'autonomia. Ma l'autonomia è un concetto filosofico ed è un concetto culturale. Autonomia vuol dire cultura dell'autogoverno responsabile, dare agli amici veneti che ci seguono, agli amici lombardi, la possibilità di autogovernarsi. Io non credo che un veneto o un lombardo voglia frammenti di competenze amministrative. Di questi frammenti il veneto e il lombardo non se ne fa nulla. Tu dici, ma arriveranno le materie perché la Costituzione prevede le materie. No,
non arriverà nessuna materia. Perché? Perché le materie sono etichette, sono slogan, dentro i quali ci sono politiche pubbliche e problemi complessi. Quelle materie che hanno sempre riguardato la ripartizione delle competenze tra Stato e Regioni sono state scritte dalla Corte Costituzionale. È la Corte Costituzionale, anche prima della riforma del 2001, che ci dice cosa rientra in una materia e cosa rientra nell'altra materia. E ha elaborato, soprattutto dopo il 2001, una serie di criteri con cui individuare le materie. Ma c'è il criterio di uniformità, c'è il criterio di prevalenza, c'è il criterio della chiamata in sussidiarietà. Cioè, dentro quelle materie ci sono criteri che necessariamente allocano quella funzione, perché richiede un trattamento uniforme, a livello statale. Quello che residua di quelle materie sono briciole. Non ti daranno mai la materia. Scordatevelo che vi arrivi la materia. La Corte Costituzionale lo ha detto, sentenza 192-2024, che ha dichiarato parzialmente illegittima la legge Calderoli. Parla di specifiche funzioni, non parla di materie. Quindi il mito delle materie è un mito, non arriveranno materie. Arriveranno, se arriveranno, con un iter complesso. La legge Calderoli è, dal mio punto di vista, problematica. A parte che aggrava l'iter rispetto al testo della Costituzione, questo aprirebbe degli scenari ulteriori. Ma arriveranno frammenti di competenze legislative e amministrative che si dovranno coordinare con quello che residua in capo allo Stato. Ma quale autonomia? La vera autonomia è autogoverno responsabile, non si deve più ragionare per materie. Voi dite, ma la Costituzione lo prevede, ma ho capito, ma la Costituzione non è un totem. Qua si poteva modificarla e si deve ragionare non per materie, ma per politiche pubbliche, per fasci di interessi. E allora quel fascio di interesse che riguarda un certo ambito sarebbe stato attratto a livello locale. Le materie non porteranno nulla, non porteranno a nulla, col rischio di creare una ulteriore burocratizzazione delle regioni, perché le regioni dovevano essere per il Costituente degli enti di programmazione, degli enti di legislazione, sono diventati degli enti burocratici. Prova a aprire un centro di formazione professionale. C'è una burocrazia spaventosa. C'è una burocrazia di secondo livello, spaventosa. Poniamo che domani si arrivi all'intesa e il Parlamento poi approvi la legge. Sulla base dell'intesa, non in conformità all'intesa. Attenzione, il Parlamento può anche peggiorare. No, non può farlo. Il Parlamento è autonomo, attenzione, può decidere quello che vuole. Deve partire dall'intesa, ma può anche peggiorare il contenuto dell'intesa. O migliorarla. Ma indipendentemente da questi aspetti, poniamo che vada in porto l'iter. Ci troveremo regioni speciali, regioni ordinarie che non chiedono il regionalismo differenziato, regioni differenziate, alcune che chiedono più competenze, altre ne chiedono 15 e quindi frammenti di competenza inferiori. Altre ne chiedono 10, altre ne chiedono 5 e altre non si sa. Ma scusate, ma vogliamo ragionare in questo paese in un'ottica autenticamente federale? Correggere la stortura cavouriana voluta dal soggetto federatore dal Regno del Piemonte, che ha Cavour era dentro di sé un federalista, poi ha dovuto uniformarsi e ha adottato un sistema unitario, centralizzato. Ma la vera soluzione, la vera risposta è un sistema federale che parta dal basso, via le regioni. Bisogna superarlo il modello regionale e puntare, dal mio punto di vista, su 2 centri decisionali, i comuni e le regioni, o poi si può valutare anche sulla questione delle province. Poi è un aspetto che si può ampliare. Ma scusate, ma domani mattina finisce l'iter, ma cosa ci troviamo? La regione ordinaria, la regione speciale, la regione semi-ordinaria, la regione che non ha avviato le competenze. Ma come si fa? In un paese che, insomma, l'Italia è sicuramente un grande paese, una grande storia, una grande tradizione, però non ha tutta questa grande estensione al pari della Germania o degli Stati Uniti.
Io avrei ragionato in un'ottica federale. E Elisabetta, vediamo cosa viene fuori da questa... È difficile confrontarsi con... cioè, non è affatto semplice, però vi dico che ci sono dei percorsi che devono essere fatti per essere anche accettati, no? Cioè, l'autonomia ha creato fortissime discussioni a livello politico, per cui nella logica anche, tra virgolette, del compromesso bisogna ragionare, bisogna far passare o anche, secondo me, testare determinati meccanismi. Sicuramente l'autonomia differenziata porterà certe regioni a gestire direttamente certe questioni che riguardano peculiarità regionali. Probabilmente ogni regione avrà interesse a, diciamo, ottenere una funzione particolare per gestire meglio un problema che sente rilevante nel proprio territorio. Quindi sarà sicuramente, come diceva il professore prima, la capacità dei governatori di gestire in maniera intelligente la richiesta appunto delle funzioni, quelle che sono direttamente connesse al proprio territorio e rendere efficiente il sistema regionale, che anche lì avrà sicuramente una modifica importante e speriamo che non si vada a burocratizzare ancora di più di quello che è, perché è quello il problema, dovrebbe essere mirata alla semplificazione. È ovvio che potrebbero esserci dei piccoli ministeri all'interno di ogni regione, perché quello che è il reale problema è dopo affrontarla dal punto di vista pratico in maniera intelligente, e là saranno i governatori regionali a dover gestire questa nuova visione, e nuovi poteri e nuove risorse economiche. E chiudiamo il giro con Fabio. Non so se ciò che ci ha ben spiegato il professore prima sia da interpretare positivamente o negativamente. Sotto il profilo politico ho una conferma che questa proposta sia stata fatta proprio per questioni, diciamo, propagandistiche, più che di migliorare il sistema, prendendo, diciamo, le parole del professore. È stata persa un'occasione, un'opportunità, e quindi in qualche maniera si è traviato il popolo dicendo autonomia differenziata, quando invece alla fine della fiera capiamo questa sera che in realtà non è esattamente come viene proposto in televisione o come leggiamo nei giornali, o specie in alcuni giornali. Sta di fatto che, a prescindere da come verrà attuata, attendiamo di capire se ci saranno delle migliorie, se c'è ancora il tempo per apportare delle migliorie o se verranno postume queste migliorie. Sta di fatto che comunque ciò che verrà minato sarà l'unità nazionale, diciamo, si creeranno ulteriori diseguaglianze, si creeranno, temo, ulteriori conflitti intesi come divisioni, intese come disparità. Questo è quello. Secondo me proprio si va a minare l'unità nazionale. Poi, per carità, anche il centro-sinistra e anche il mio partito di riferimento anni fa parlava di autonomia, su questo siamo d'accordo, insomma, avevamo una visione di autonomia leggermente diversa da quella che abbiamo oggi. Anche l'autonomia, ormai passati 6 anni del governatore Zaia, diciamo che non si è mai attuata come i cittadini veneti sono andati alle urne quel famoso ottobre di 8 anni fa, 6 anni fa. Stiamo a vedere, non so esattamente dare una risposta certa. Hai detto bene, staremo a vedere, perché sia di questo, quindi l'autonomia differenziata, sia per la Repubblica presidenziale, sono concetti che sono ancora in grossa e probabilmente lunga, come abbiamo detto prima, discussione, quindi sì, c'è bisogno di tempo, come ogni cosa che riguarda, secondo me, una riforma costituzionale, che è un po', diciamo, ecco, andiamo a chiudere la puntata dicendo questo: la Costituzione è, e qua potete dirmi sì o no, ma è una cosa molto importante, ma per sia costituirla sia modificarla richiede molto tempo, molta precisione. Purtroppo non sempre c'è così tanta precisione, i tempi cambiano
quindi 10 anni fa, come abbiamo detto prima, era un discorso, fra 20 anni magari questa autonomia probabilmente non interesserà più a nessuno, cambieranno le opinioni, cambieranno le abitudini, cambierà la società in generale. Voglio ringraziare i miei ospiti che questa sera sono stati qui con me. Partiamo da Daniele Trabucco. Grazie Matteo, grazie agli ospiti, grazie ai telespettatori, grazie di cuore. Elisabetta Baldi. Grazie Matteo e grazie a tutti. E Fabio Casetto. Grazie Matteo, grazie ai telespettatori, ma grazie soprattutto agli ospiti di questa sera per questo piacevole e interessantissimo dibattito. Io ringrazio i nostri telespettatori, visto che non ci vedremo durante il periodo pasquale, vi auguro una serena Pasqua in famiglia. Noi ci rivedremo a data da destinarsi dopo la pausa appunto pasquale e vi faremo sapere tutto attraverso i social. Vi ringrazio e vi auguro buonanotte.